Ecco, dal punto di vista appunto delle rassicurazioni agli iscritti, in questi giorni siamo, come dire, sommersi da un flusso di informazioni anche appunto finanziarie, come ha detto lei, le banche russe, le sanzioni. Voglio dire, secondo me un risparmiatore comune in questo momento potrebbe pensare questo non è il momento giusto per investire i miei risparmi. Invece, dalle sue parole, mi ha fatto capire che, insomma, facendo le cose con la dovuta calma e pensando in prospettiva, al di là anche della propria vita lavorativa, questo invece può essere proprio anche un momento giusto anche per diversificare, per trovare una dimensione sicura. Ma allora mi dica, se io adesso potenziale, non lo so, sono un lavoratore, vorrei avere un check-up previdenziale. Se sì, voi me lo fate? Beh, questo sempre, naturalmente non solo ora, ma in qualsiasi momento. I nostri colleghi sul territorio sono a disposizione naturalmente e trattano queste tematiche nel quotidiano. Diciamo che tu hai toccato un tema abbastanza focale, molto centrale nel modello di gestione dell'investimento del fondo pensione. Hai accennato al fatto del momento giusto o del momento Mm. sbagliato per investire. Ecco, lascio una massima, se volete, agli ascoltatori. Il momento giusto per investire nel fondo pensione è sempre, non è oggi sì, domani no, non è legato ai fatti di un singolo momento, perché i fatti ti portano a prendere scelte sbagliate, emotive. Ti toglieresti dal mercato nel momento in cui i mercati scendono e magari invece era il momento buono per comprare, oppure ti tratterresti, rimarresti un po' di più nei mercati mentre stanno andando bene e invece magari sarebbe il momento buono per uscire. E allora come la mettiamo nei fondi pensione? Guardate, ascoltatori, il fondo pensione ha di suo, non è merito nostro, questo è il modello che funziona così. Ogni trimestre vengono investite somme al fondo pensione, sono le nostre contribuzioni, quindi io ho nel fondo pensione la massima diversificazione del momento in cui accedo all'investimento. Non ho il rischio di beccare il momento sbagliato, l'ho neutralizzato semplicemente perché ho messo una macchina che ritmicamente versa con continuità, versa quando le cose vanno bene e versa quando le cose vanno male. Quindi la media la capacità del mio investimento, l'efficacia del mio investimento è data dalla media dell'andamento dei mercati, fate attenzione, nell'arco della mia intera vita, di Certo. 40 anni. Quindi di sicuro in 40 anni becco una crisi, una guerra, una qualsiasi cosa, ma prenderò la media, non solo. Non è mica soltanto importante andare a diversificare quando si investe, è importante anche diversificare il momento in cui si disinveste, perché è come andare al mercato e vendere, dico sempre, le patate e i pomodori nel giorno in cui il prezzo è basso. Mm. Esatto. Peccato, avevo accumulato queste Certo. belle risorse. No, stessa cosa nel fondo pensione. Occorre diversificare anche il momento in cui si disinveste. E allora sottolineo un sistema originale di solidarietà che si chiama PPI, Percorso Previdenziale Ideale, e che prevede la possibilità per chi lo sceglie di attivare un disinvestimento del comparto dinamico, quello più volatile, quello dedicato ai giovani, che non avviene in un unico momento, ma pensate, viene spalmato in un arco temporale di 10 anni. Quindi se tu sei un ventenne, cominci nel dinamico, passano 20 anni, arrivi ai 40, poniamo, no? Non è che tu vada a fare lo switch out, il cambio di comparto, proteggendoti dalla volatilità di quel comparto in un momento preciso. Se scegli questo sistema, noi lo chiamiamo il pilota intelligente, cominci a smontare, a sgranare, ecco, il tuo investimento nel comparto dinamico un decimo alla volta in un arco di 10 anni. Ecco quindi anche qui che hai diversificazione quando investi e diversificazione quando disinvesti, per cui ti sei levato il pensiero per sempre di avere colto il momento sbagliato. Non sarà così. Il momento che tu cogli è la media della tua vita. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da Covip. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.